Beni per 17 milioni di euro sono stati sequestrati nell'ambito dell'operazione Reggio Sud dai finanzieri di Reggio Calabria in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. I militari hanno individuato e sottoposto a sequestro un'azienda di trasporto merci su strada utilizzata dalla Cosca e un'imbarcazione nella disponibilità del ricercato Claudio Ficara. L'operazione odierna è da ricollegarsi a quella dell'11 marzo scorso nei confronti della stessa Cosca che aveva portato all'arresto di 33 persone. Il consigliere regionale dell'UDC e sindaco di Cassano allo Ionio Gianluca Gallo ha ricevuto numerosi messaggi di minaccia sul suo telefonino. Le minacce hanno avuto inizio a febbraio scorso e dopo l'ultimo messaggio di lunedì, Gallo ha presentato una denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Il presidente della regione Giuseppe Scopelliti ha inaugurato l'unità operativa di ematologia dell'ospedale Annunziata di Cosenza. La struttura, attesa da 6 anni, ha una capienza di 10 posti letto e impiega 6 medici e 12 infermieri. Fuori dall'ospedale un presidio dei precari dell'ASP Cosentina che temono che la delibera che li riguarda venga messa in discussione. La regione vuole infatti capire se siano state utilizzate corrette modalità nelle assunzioni. Chi è in regola, ha detto Scopelliti, continuerà a lavorare. Il presidio dei lavoratori si è poi spostato davanti la sede che ospita gli uffici dell'ASP di Cosenza in via Limena. Dopo l'incontro del governatore della Calabria con una loro rappresentanza, nel pomeriggio si è tenuta una riunione avente per oggetto i 439 dipendenti stabilizzati. Al termine dell'incontro è stato deciso che entro 45 giorni le procedure di verifica della documentazione degli stabilizzati dovranno essere ultimate e durante questo periodo ad intervalli di 15 giorni si terranno degli incontri intermedi. Sono cominciate ieri sera al Palacro di Crotone le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia con il torneo tricolore. Ad aprire l'evento il prefetto Vincenzo Panico, il sindaco e il presidente del CONI provinciale Claudio Perri, che ha coinvolto il meglio dello sport crotonese di tutte le discipline. Dopo il saluto alla bandiera e l'inno, si è aperto il torneo che continuerà anche oggi con squadre di basket, pallavolo e pallamano. È stato il prefetto Antonio Reppucci a presentare gli eventi che si svolgeranno a Catanzaro in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Nell'occasione è stata annunciata anche l'inaugurazione della Sala del Tricolore che proprio domani ospiterà alle 11 il concerto per Sempreverdi. L'orchestra della provincia di Catanzaro, la Grecia, sotto la direzione di Antonio Ballista e con Alessandro Lucchetti al pianoforte. Grande serata di musica ieri al Gran Teatro Le Fontane di Catanzaro con il concerto dei Pooh. Lo spettacolo dal titolo Dove comincia il sole è arrivato in Calabria nella sua unica tappa. Facchinetti, Kanzen e Battaglia hanno incontrato i giornalisti prima di esibirsi e il promoter Maurizio Senese ha consegnato loro una targa realizzata dall'orafo crotonese affidato. Ieri sera il palcoscenico del Teatro Apollo di Crotone ha ospitato un duo d'eccezione, Ennio Fantastichini e Isabella Ferrari, che hanno portato in scena il catalogo. In una sala non certo colma, lo spettacolo è stato interessante anche se a tratti un po' lento nella sua struttura narrativa. Nel complesso però la pièce è stata salvata dalla bravura degli attori. Si replica anche stasera. Fanno del thrash metal gli Acrylate, trio di giovani crotonesi, quello che viene definito nel panorama musicale metallo pesante, ed anche i temi di cui si occupano non sono certo leggeri, sono infatti i problemi che si vivono in città. Nel loro primo album ufficiale ci sono infatti brani come Black Fog, dedicato all'inchiesta Black Mountain sui rifiuti tossici, o SS 106, The Killing Road.